Ci troviamo alla stazione di Este, uno dei luoghi della città più frequentati da scolari e scolare. Siamo qui per seguire le tracce di una nuova fantomatica figura che da lunedì sarà possibile avvistare in questi luoghi, lo Steward. Stazioni sovraffollate, bus pieni di passeggeri e studenti che non sanno dove andare. Ovviamente questa è una ricostruzione in 3D di come gli esperti ritengono sarà la situazione della settimana prossima. È proprio da qui che inizia il nostro viaggio alla scoperta della mitica figura, ancora sconosciuta ai più. Appassionatevi anche voi a questa puntata di Euganeo RTV, lo Steward. Lunedì prossimo sembra proprio che le lezioni torneranno a svolgersi anche in presenza e di conseguenza luoghi come questo verranno invasi dalla popolazione studentesca. Per far fronte a ciò, la Regione del Veneto ha introdotto la figura dello Steward, con l'incarico di far applicare le particolari misure di sicurezza. Ecco uno Steward, potete vederlo proprio là in fondo e ora andremo a intervistarlo. Fermi, cosa state facendo qua? Buongiorno, siamo di Euganeo RTV e siamo qui proprio per intervistare lei, lo Steward. Questa nuova figura istituita per gestire i flussi degli studenti in arrivo e in partenza. Capito. Beh, se d'accordo vorrei farle qualche domanda. Certo. Inizialmente può dire il suo nome, raccontare perché è qua, che cosa fa. Allora, io mi chiamo Serprino Trevisan innanzitutto. Ma Serprino come nome del vino? Bravissimo. Allora, cosa faccio qua? Sì, Luca è un grande, lei è un doge, no? Io pensavo di essere disoccupato e invece sono responsabile di questi 1000 metri quadrati di asfalto, esclusi i marciapiedi ovviamente. E con una grossa responsabilità di evitare gli ammembramenti. Assembramenti. Come scusa? Assembramenti. Bravissimo. Alla fine mi hanno dato una divisa, mi hanno detto devi fare come su Instagram, i follower, che roba lì. E allora mi hanno messo qui queste scritte, no, se capisce. La storia è questa, c'è scritto nelle maggiori lingue europee, appunto, perché se sai, capita lo studente straniero. Sì. Che, ma perché questi occhiali da sole? Conferiscono l'autorità, sta attento. Ehi, tu sì, spostati sul marciapiede a destra, quello per gli studenti. Ma che studente? Sto andando a casa mia, è lì. No, vedo lo zaino, sei uno studente, spostati da là. Ma che zaino? È la borsa della spesa. Guardi che c'è il supermercato lì. No, non mi interessa, via di lì o ti faccio un video, ti metto su TikTok. Ma copate. Cos'è che ha detto? Niente, è un'espressione tipica veneta. Significa che non è d'accordo, ma fa quello che gli ho chiesto. Tipo, non capisco, ma mi adeguo. Bravissimo. Comunque, di preciso cosa fa? Praticamente sono di ausilio all'incarrozzamento degli studenti. E cioè? La salita e la discesa dei mezzi dovrà avvenire per flussi separati, interrompendo il flusso quando il recipiente, cioè il bus, è a metà della sua capacità in condizioni normali. Cioè si sale dalla porta davanti e si scende a quella dietro o viceversa e poi c'è il 50% dei posti? Bravissimo! Ma come mai è già qui sul posto? Per fare conoscenza dei luoghi. Già, lunedì qua sarà sommerso da studenti. C'è il rischio di perdersi. Bravissimo. Beh, noi la salutiamo e le auguriamo un buon lavoro a lei e ai 224 steward che dal 1 febbraio saranno di supporto ai servizi di trasporto pubblico e locale in tutto il Veneto, augurandoci che tutto vada per il meglio. Bravissimo.